Eccoci qua, benvenuti a Mandi, tutti. Mandi ad mandi. Uggio. Mandi a tutti, benvenuti su Interisma Furlans, il canale di tre Pirlons che favellano di ballon e soprattutto esclusivamente di Inter in Furlan. Grazie a tutti per i commenti, per le iscrizioni, eccetera, eccetera. Ricording sì che sti inserendo arriva al numero di 50 iscritti, che sono bagliati, però insomma sti lentamente, ma lentamente sta andando in avanti il numero, si alza il numero, che se arriviamo a fare questi benedetti 50 iscrizioni, si arriviamo a fare le live su YouTube, e dopo tutti quei cavoli milanesi, gobos, maledes, fiorentins, a poi venire sul canale, dici la loro, tra la loro lingua madre magari, quindi sarà Quindi bene. i Juventins calabresi. Sì. Juventins trabastiaus. E allora, boh, dai, finite come si può dire, l'ultimo turno di campionato con la Fiorentina, spending però 2 minuti che io spendei su Atris, o duce che volei per favelà appunto dalle imprese dall'Alto Tesin e dall'Australian Open, giusto, no? Perché io proprio che Sì. il tennis non seguisco. E dopo Fevelin appunto di Inter Fiorentine, di come caelade effettivamente la partita, e succede che si stanchi Moce Caranzo, che il Benedetto fa, sì che il Benedetto rigore che non sono andato contro, che io già così anticipai che è assurdo secondo me da un rigore del genere, ma dopo i Fevelarin in maniera poi dettagliate. E dopo dai il pre Inter Juve di Domenie, e quindi magari provi a tirare fuori un pronostico dal genere se Capodara 6 o come Capodara 6 già della partita domenica. Dai, Takai qui che la vuoi, un dei due, via col tennis e dopo torni sul ballone che è il che si viene in febbraio a ora. Se non sbaglio come ci proprio faccio come si dice, no, l'epilogo alla fine, giusto? Il prologo. No, su tennis, boh, Yannick Sinner mi ha veramente entusiasmato, perché boh, chiaramente l'hanno sempre pompato in Italia quando ha cominciato a fare bei risultati all'ATP, alle finali ATP. Ma qua che vedo giù all'Australian Open, ragazzi miei, cioè, al giù è veramente bene, al giù è proprio te sereno, non si incazza mai, alla Biel corpo, proprio te plus becca la balle, un po' come a Agassi, sai so Agassi? Provi ad avere il gusto di giocare, no? Poi di vinci, giocare, boh. Infatti era sotto 2-0 e era Medvedev che stava tirando ballettoni, sai, vigneva tutto, dai primi due set. E lui dopo è arrivato a ribaltare una roba che sembrava veramente impossibile, ma con una semplicità, tutta una bilancia di joke che veramente mi ha impressionato. Bravo, bravo Yvonne. Sandro? Sì, beh, la partita è stata bellissima, quasi epiche, no? Perché un risultato così dopo anche per merito dell'avversario, secondo me, perché il Russo ha giocato veramente una partita eccellente. L'aveva impostata proprio te bene, nel senso che secondo me era sempre dentro al campo, la rispondeva immediatamente, quindi l'ha chiappato chiappava sempre in contropiede, no? Un po' secondo me anche Sinner era un po' che emozionato, sì, giustamente, no? All'inizio. Però il russo ha fatto due set che secondo me se poteva giocarlo con chiunque probabilmente Alvarez vince con chiunque quei due set lì. E invece dopo è stato bravo perché giustamente Creator era stato molto più in campo, quindi si deve creare stra, quindi la sua impostazione della partita deve essere comunque di vincere il più possibile subito. Sinner invece era arrivata a stare in partita e questo bisogna dargli atto e dopo effettivamente gli ultimi due set sono stati dominati, quindi una partita bellissima, secondo me, ecco, come quando tu sei in Davos 1-0 tra la partita e dopo tu riesci a ribaltare e vinci 3-1, insomma, ecco, una roba del genere. Quindi ha fatto veramente una bellissima gara, quindi Mm. A parte bravo. che l'Australian Open si presta a partire di Seppe che sono in finale, partire dal campo, cannone veloce e parvia che comunque non la pressione sta su nei giù in campo sereni secondo me. Cioè, e Medvedev ha fatto la figata secondo me perché è entrato giocando completamente differente dal gioco di Solid che magari è un po' più sulla difensiva, cioè ha fatto pallonetto, si è fatto drop shots, ha tirato
c'avevi sulle RIS che veramente era impressionante. Sì. E sul 2-0, no, a parte che la recence bandiere, boh, che tutti il campionato, tutti gli Open, che non metti la bandiera della Russia, no? A metti la bandiera dall'Italia, Ridicolo. sfidava la Russia e la bandiera nera, così tu la senti Nere. un po' più pesante, per esempio, un po' più Certo, certo. presente, l'assenza è pesante. No, sul 2-0, avere diciamo così, Sinner, i primi momenti di preoccupazione, aveva ad ogni la sua panchina, il suo team di allenamento, e di solito se ne adoro di Grace di Vey, no? Becker, Lendl, Ivanisevic, che magari danno robe tecniche, in This Technics, e il tipo, non so, c'è dici a Sinner, perché è stata chiappata palettata di Samanete, cambia qualcosa, Ale! E di lì io, cioè, io vedo che tanti volte il Brasile magari assieme a se Technics, un po' l'italianata, fa saldi, boh, combina, Passa come fa saldi, combina, telefonato. è tornato 3-2. Che lì è stato un po' che, cioè, c'è un punto, se tu dici una roba del genere, oh, evidentemente, cazzo, va un bel team. Boh, dai, allora, giusto per cerrare il discorso Sinner, io faccio una provocazione, perché altri perché l'hai ascoltata anche in radio, non lo sapevi, e anche perché l'argomento che non proprio non seguisci, anche mo poi dal tennis, che è Sanremo, si intende appunto che Sinner è stato invitato alla Sanremo, presenza a Sanremo, e appunto era tante in che non sapeva, aveva paura che appunto Sinner si snaturasse, no, l'altra fa presenza a Sanremo, che ovviamente è un fantasma, no, di Kurt Hill, quindi Pan e Hage, Jinx, eccetera, eccetera, ancora che come la notorietà che l'ha avuto con gli Australian Open, un po' che lo cambiedi e lo faccia di diventare un pezzo di merda come magari altri calciatori che dando pedali al balone fanno i best, tipo Balotelli, compagnia bella, insomma, ma anche Ibrahimovic è un po' per favelà di altri, insomma. E secondo Waters dai un'opinione veloce come che io dei Sinner, e secondo Waters appunto la si installa da Sanremo, dice che pensai di Sanremo, Ma e se appunto secondo Waters il discorso di Sinner di questa notorietà può dare sfalo cambiare o meno, e vonde insomma tutto lì o sa possa restare comunque il fantacin di un paese di 1200 persone se mi parla che lei sta, e Bond, anche Berettini l'estate a Sanremo mi pare 2 anni fa, però mi pare che non lo cagreggia poi nessuno, quindi ha tutto un discorso di chiappare la palla al balzo, soprattutto per un evento come Canoro, come quello di Sanremo, per arrivare a fare sicuramente poi no, boh, audience. ma sinceramente non credo che a Sinner interessi la Sanremo, e probabilmente mi pare che anche dite, non vorrei sbagliarmi, ma quando hanno offerto, ha detto, boh, se proprio te scugni voi, ma c'è tra senso, se l'entourage mi dice che è di là, voi, ma altrimenti Sì, magari basso preferisco. profilo, insomma, basso profilo, Quindi sì, sì. secondo me, e soprattutto che perché sono giocatori, come per tutti i libri, sono giocatori e giocatori, no? Però per vincere un Open no, bisogna essere un po' più, un toccuto un po' migliore rispetto a chi altro, perché sono anche tanti giocatori che sono importanti, no? In tal mondo, però secondo me non sono tutti compagni. Per vincere sì, un major, io sono il golfista, quindi non cambio il Beh, major, ma sì, per vincere un Open alle diverse, quindi ha vuole una mentalità particolare, no? E quindi secondo me qualche tu arrivi a farlo dopo non tu cambi tanto, cioè, o tu lo vinci perché tu sei un bastard e quindi tu continui a esserlo, o tu lo vinci come che la vince lui in maniere molto pacate, rilassate, eccetera, eccetera. Quindi non credo che lui al cambi tanto dopo la vittoria. Sul discorso di Sanremo probabilmente non gli farei assolutamente un tubo, però ovviamente se ti dici Manfred di là, magari tu vai anche tu. Sì, sì, beh. Ok, dai, allora, se vi inserate l'argomento Sinner, no? Io provare a fare che immagino che giusto per staccare proprio l'argomento di centrale di UE, no? Allora, l'immagine mi pare che a Favela di Bessole, e i digeres proprio di partire di che robe che è succeduto qui. Io dico a me e vorrei il presente proprio di sentire la Westre,
e anche partambli come si può dire, considerazioni di Gobo Sator Palmont, perché come che scrivevi prima del gruppo, era avere fa consegni sta un puest, e insomma avevi chiesto un magazziniere, se autisti vari che sono gobbas maledes, e che affevelavano appunto dal rigore di Sommer Canolere, addirittura anche dall'espulsione di Milik, di Catradicca non era assolutamente, che il VAR non aveva di permettersi di mettere mano, no, sull'arbitro, no, per il discorso di Nabuta Milik, ma io appunto vorrei tornare su Sommer, perché all'estate qualche Juventin, proprio tra la specifica, proprio che Juventin di di mattina, che dicevano addirittura che secondo loro Nico Gonzalez ha sbagliata queste. Quindi non ha fatto un tir de merda, ma addirittura perché dicono che lì hanno possei un tir di Serie A, un rigore di Serie A alle Alxot. Allora, io Sì. intanto dico a me velocemente su rigore. Allora, che a Casondoli Robis. Allora, o è la malafede o veramente alle Al che non funziona, ma io non dico, non credo che la Juve si torni a impastata la merda come che ha sempre fatto e magari come che continuerà a fare e non sai anche chi stugire che può scondizionare gli arbitri. È anche vero, e fra l'altro sgnozzi sulle Iene a sei la seconda parte dall'intervista a quel tesserada l'AIA che ha appunto sputanato, no? Il discorso di arbitros a possei anche appunto che i stessi arbitros a si compromettendo fra di loro per far saltare il potere di un arbitro piuttosto che un altro. In questo caso il VAR non l'ha contraddetto l'arbitro perché comunque aveva dato rigore e invece appunto io sono dall'idea che si può dire un rigore del genere con l'arbitro mettendo in difficoltà che l'ha dato il rigore però alle in errore perché come che indichi questo fotogramma ma come che si vede anche dalle immagini dalla stessa partita ce l'hai fatto il VAR l'ha comunque reclamato l'arbitro e hai fatto due punti di odilo a manco la partita che è passata l'arbitro è arrivato allo schermo dal VAR all'aspettato 4 o 5 secondi ovvero abbiamo fatto il primo frame, la prima immagine o il primo estrazione di video non che vi dei ski ma proprio lateralmente dunque praticamente sì si dava la colpa a Sommer perché lì quasi è impercettibile che Sommer al chiappa il ballone quindi in questo caso allora chi non le rigor mai non le rigor mai perché comunque il portiere ovviamente al posto per Alimans il Usavinduccio al vapore col puin perché è l'unica soluzione che ha per deviare la bale al tocchi la bale prima di Zola e dopo va a ovviamente il puin arriva su Zola perché non può teletrasportarsi o dematerializzarsi quindi lì alle disin la botte che Zola il chiappe che dopo non nasce in musea e sul lato dal chiaff ma comunque parte che lì non le rigor mai ok dopo Marelli e compagnia bella comunque hanno detto che il portiere comunque ha fatto un'uscita un po' arrembante che come che succede con anche giocatori no? A ti falcing sì a chiappi in la bale però dopo ti chiappi in tutto ecco quelli è un altro paragone che non sta su per un cazzo Allora il portiere non può più venire fuori, cioè il portiere non può esatto più venire fuori, quindi sta in quattro perché se va fuori, chiappa il pallone, dopo va intorno al giocatore alle falle, e allora esatto stai in quattro. Non ha mai dato un rigore così. Non hai mai dato un rigore, cioè il portiere che va in fuori, che prima la bale, dopo arriva sull'attaccante che l'è saltato, si dà sempre ragione al portiere. Ma è proprio sempre. Io e voi di Ma Odi, se non certo. esiste un regolamento, che dice che il portiere va in fuori, se dopo al tocchi tra il prolungamento dell'azione, il giocatore ma dice non ti a 40. Il punto è che secondo me che l'arbitro lì alla fine può darsi anche che avevi due scene giuste, però tal giro dalle polemiche dite miglior che lui due contro. Miglior che due contro, così non mi rompi il cazzo. Ma abbastava io di la muse e come che l'ha fatto stato l'atteggiamento che l'ha avuto dopo essere dato al VAR tornate come se fosse stato costretto cioè Esatto. come se la decisione non fosse stata so
Perché se lo allave al VAR, io dicevo no, ma c'è steso di Zint, qui sai che sarebbe venuto fuori dopo sui giornali, no? Veniva fuori nome Quindi, che altra immagine di lui che si slunge, tocca la... metti, ma io, a parte che come che dite che altre volte no, io ho dovuto le testate perché non mi interessa, i ceres di no, viaggi, link, in modo che i bastards che sono alla Gazzetta e da tutti gli altri, tutto sport, eccetera, non chiappi in BS, no? E quindi di conseguenza non so ma hanno dite altro, hanno fatto le stesse polemiche che era venuto fuori con quel match fall di bastoni, eccetera, eccetera, e è venuto fuori che non era rigore o che era rigore, che lì? No, è venuto fuori che il di Bastoni era comunque entrato in nude No, che... ma uè, è venuto fuori che lì hanno le rigore? Che di Sommer. No, 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 no. No, no, non è venuto fuori. Ma Anche certo. Del anche Quindi, cane. perché i segni in 8 pagine dopo Sinner no, e la corsa ma dei cavalli, non quindi sì. c'entra, non c'entra. Con tutta la polemica che hanno fatto su Miez Falca, poteva essere come che non poteva essere, no? Fra l'altro, forse era poi Falca che l'ha fatto, che l'ha abbracciato, bastone, forse che lì poteva darlo lì. Sì, infatti, Lo io dava sono lì non era noi di d'accordo. Disi, perché comunque Bastone non è che se di tanto in forma da questo periodo sull'abbraccio, perché se mangi Bastone noi perdiamo metà squadre. Però su che Robis lì avresti stato un po' più attento, perché noi vin la lente di grandimento come no? Cioè sì, nettamente più fuori, cioè può dare in doppiaio d'ucchio, però purtroppo i 5 stress a stacchia là che Robis che purtroppo a mettere un evore in difficoltà, sia no che gli arbitri, perché poi io e voi al VAR, come tu fai di un'immagine che noi che giuste, magari sei costretto a dare rigore. Che lì è un No, ma rigore è che è che stato costretto mi l'arbitro, è stato costretto. stupisce a me, no? Ale che anche l'arbitro di solito va al VAR, se la roba non è tanto lampante, a sta lì dei secondi a chiarare le immagini. No, ci si può anche 20-30 secondi a vedere di varie immagini. Lì a me aveva proprio te, che come dici tu, l'arbitro dice c'è par di coglioni, si di là, no? A voi che dai di rigore, Esatto. alle là, alla Judu veramente 4 secondi di un'unica angolazione a si è girato e ha dato il rigore. Che la mi fa pensare che se di Albi Ma non come Frai mai? Lo sapevi? che sta comunque succedendo Ma io, fra gli arbitri se che roba Manfred, lì. l'hai detto che 3 volte, se non ho vinto scudetti, ce l'hanno fatto perdere, come che ce l'hanno fatto perdere altri 5-6 qualche anno fa. Cioè, la realtà dei fa è questa. Come noi, ovviamente, noi partite, perché giochiamo massa bene, quindi noi giochiamo un calcio completamente diverso da chi altri, quindi di conseguenza di fastidio, avrà fastidio la società perché è cinese oppure per altri motivi, e quindi di conseguenza stanno facendo il possibile per metterci i bastoni fra le ruote. E questa è la realtà dei FAS. Ma Cioè, anche non, perché se pensai, no, se, io, se Nico Gonzalez, no, se Nico Gonzalez assegna che rigora lì, non tu vinci la partita. Sono 2 punti perduti, non che si le sa. poco male sicuro. No, ieri stracons, ieri all'era Lautaro Turan che tirava inflati, Turan mi pare che lo aveva già tirato fuori. Un rigore a Firenze comunque tu la pareggi, la Fiorentina non avrebbe sbagliato l'UES e secondo me tu la avresti sportata chiaro. Dopo per l'amor di Dio, per grazia di Dio, l'ha sbagliato il rigore, Sommer comunque non si è fatto ipnotizzare, insomma non è stato ne parare fenomenale, però la parata e vinto e che è stato l'importante anche perché che Ma chi Comunque, ha le partite no, che forse ha il più importante di Inter Juve di sì. domenica, secondo Perché me. Ale, Dopo, dici, si può anche chiacchierare che robe chi, ma viene chiacchierare dal puing in panza di Gatti a Zurich contro il sì, Verone, dopo sì, sarà di sì, sì. Balisano contro il Verone, viene chiacchierare di troppi episodi, stai ultimi Sainz, decenni, di che gli altri. Cioè, secondo me, alle proprie, come che dicevi, hai state un mice fatte proprio te scoprire queste per rompere i bali, si hanno avuto un ottimo pretest che è stato le fantomatiche come donate di bastoni e come alla Tirin va fin qua a Capodi, ma secondo me sta già morendo questa storia qua e spero che mori presto, ma non sai. Non sai eh, neanche io, non sai neanche io, secondo me sarà un continuo tiramerde fino alla fine del campionato. Non si stufi, non si stufi perché No, ma comunque ripeto, anche l'Inter, secondo me ha giocato una bellissima partita anche a Firenze, perché a Firenze non è che tu vas lì a vinci, cioè tu vas di là big match cioè che alla loro, fine. cazzo,
Cioè, loro sono fuori, come sinceramente, giocano in Europa, sono ormai ha un allenatore che per me è fortissimo e gioca la maniera come piace a me, cioè nel senso, gioca è un calcio molto propositivo, con il possesso palla, eccetera, eccetera. Ha avuto qualche problemuto in difesa, infatti, se non sbagli, aveva giocato Parisi, che non so se forse, forse lì Alvarez giocato, forse sottile, non sai, quindi se fosse stato sottile probabilmente essere state molto più dure che no che il rigore che ci hanno dato contro, perché comunque loro anche lì dopo con Darmian che era sempre da che, cioè questo gioco un po' difensivo che la Inzaghi, però insomma finché Calvincia e al giù è ben, va bene. Però sarebbe stato veramente difficile in un campo anche brutto, perché anche Thuram che ripartenza, magari se lei un altro campo più biel, io penso che arrivi tranquillamente, arriva fino in porta e magari fa anche gol. Quindi un campo brutto che è difficile giocare, con una squadra forte, eccetera. Quindi sono 3 punti che sono oro, no? E sul discorso invece di Sommer, io direi che la tabà in tanda al gol sbagliato, che noi non si inlassa al mondiale proprio perché Sommer al pare che i rigori lì. Cioè, quando anche Jorginho l'ha fatto la figata là, che la salta, e dopo va a provare a perché la sta fair, quando tu gliela poi lì la chiappe. Cioè, non si inlassa ai mondiali per colpa di Sommer, l'ultimo mondiale che mi fa, perché che il pagliasso che era lì, hanno il buono di tirare un tir fuori tal sie. Quindi la realtà dei fatti è che Sommer ti mette in difficoltà, sarà piccinina, sarà un annetto, ciò che tu vuoi, però non è così facile segnare. Anche ieri ha fatto una parade che non sei trasportesca la Faselli, Sono ridotta la cioè soettata, sono ridotta la soettata, la Ma reattività, quale? Che è su incredibile. Buonaventura? Che è su sì, ha Buonaventura un fatto una rigore? parata quasi impossibile, no? Poi, cioè, è un portiere che è veramente forte, quindi è quasi ovvio che quando dà un rigore contro tutti spetti scalapari, cioè o che l'altro tira bene, se no tira chiappe, perché lui sta fermo. Cioè, e dopo, anche visto tutti i problemi che sono stati, probabilmente stanno cominciando a studiare i rigori, perché qui sono i rigori che saranno costretti a subire fino alla fine dell'anno, contro. Non dico che sarà una a giornata, ma quasi. Dicono che ogni volta che un giocatore entrerà in area tra nestre, capita non tan spesso, però quando succede, i vincipi di sta che non sia di qualche toccatina, qualche braccino, qualche roba, cioè si arrivasse No, ormai a un punto assurdo. come che la dite Sandro durante il match via chat, hai il rigore all'area di ripeti, posso calare un giocatore dall'Inter in quarta. Dico. Esatto. Il prossimo passo probabilmente sarà che lì. Comunque, belle partite dall'Inter, secondo me. Intanto il difesa era in difficoltà, ma tutti hanno fatto il loro. Pavard ha fatto una belle prove. Era anche lui in difficoltà del primo team, ma il salvataggio importante. Comunque, Sommer, secondo me, siete migliore in campo. Mi è piaciuto anche Darmian alla fine partita di sacrificio, magari come che dicevi Dumfries dopo aver dato in teoria aveva di dare un po' più di propulsione su che faccia lì, però ricordiamoci che il gol è nato di un spunto veramente sul geniale andando di Darmian che l'ha lanciato Thuram che dopo l'ha fatto il cross che Carlos Augusto l'ha fatto l'asso in angolo e di lì è nato il gol. E dopo questo è piaciuto a Waltris. Ma io, dove ne robe veloci, no? A proposito di gol, no? Dal gol di Lautaro, dove ne robe super veloci, e dopo in Che Serie A. golasso. È difficilissimo Sì, fare uno del genere. esatto, Difficilissimo. esatto. E Guardate, allora, come che pazzesche. fevelavi in 4 volte, no, Sandro? Cioè, la stampa, no? Anziché festeggiare, idolatrare, non si può dire, partare sull'altare, un gesto tecnico come che di Lautaro, che segna sul prepal, tal siet, fra l'altro, in torsione di testa, avan a viodi, La chiste toccatina. presunte per loro, no? Spruntate di Lautaro, cioè, io che ne robe, hai ne robe fuori di ogni seminario, hai ne robe fuori di Ma è ogni perché il seminario. motivo lì che dicono bisogna, se purtroppo è da zona, no?
Ma se fosse un'altra cosa che ti darebbe la possibilità, c'è anche in turco, io daresti un turco e dopo si lamenti se tu, no, c'è fatto, tu vai a piratà o tu iodis non sarà mica, scusate, non sarà mica che chiede la tua tais in caso. Ma Ma i sin singoli in furlan, Pensavi alla Furlan, fine. esatto, i Pensavi singoli in prima. Furlan, YouTube non riconosce le bestemmie in Furlan. Ah, boh, allora non è problema, boh. Comunque, tal senso, come ti dicevi prima, no? Cioè, se fosse la possibilità di odi la partita con un altro commento, anche che non capisci, sarebbe migliore, perché senti i commentatori, se la stampa italiana che comunque abbatte sempre che, abbatte sempre che, abbatte sempre che, e non esalta il gioco, perché io sento Goi segna l'Inter partendo dal portiere sono Goi in ripartenza, cioè vuol dire che proprio non tu capisci su un cazzo di ballone, cioè no, vuol dire che non tu capisci non Ma tu oggi la partita. a fase in Chiaccaranti e Mossacchi, ogni dì alle commenti di Sacchi sulla Gazzetta, ogni dì adesso commentato. Allora, prima che l'Inter era una merda, no? Cumò ha cominciato a dire no, e Cumò gli oh sì, Come veramente, oggi è siete bene, qua. come oggi è Ma bene. se Cumò è proprio talmente palese che ha detto, se continua a dire che l'Inter è una merda, è altro che di stupid mi chiapping. C'è muscio. Vabbè, ascoltate, allora, siccome che mangi un 6 minuti, 6 6 minuti. minuti, pare. Fevelin di domenica, Fevelin di domenica se vincerà l'argomento Fiorentine, c'è partite si spettaiso domenica, contro i Gobos maledes de merda, fra l'altro. Io onestamente non sai ci aspettavi. I suoi un evore positivo dentro, e pensi che la superiorità è palese neanche con la squadra titolare, cioè i giù neanche con la squadra titolare. Però no, sì, mai le partite scontate, può succedere di tutto, anche e soprattutto a livello arbitrale. I speri tanti queste volte che non sei, cioè, né di una banda né di che altre controversie arbitrali. Io di una partita bielle, rispettose, anche agonisticamente tirate, ma quasi giù, insomma. Ma si spettaiso comunque una fotocopia dall'andate oppure al No, di cui l'Inter a San di Siro Sanca e voi? l'Inter a San Siro di dimostrare che è dominante, cioè non esiste, che stanno lì a giocarsi a spettaio. Secondo me l'Inter ha di dimostrare proprio di dominanza a San Siro e che l'approccio con cui lo chiapparanno, cioè con veemenza, con forza, con verve. Tu, Sandro? Io penso che l'importante è non perdi, quindi io Eh, le partite, sì, sì, ma sono per lui robe giochi. che non è scontate, perché noi abbiamo comunque due risultati su tre di poter No, fare, boh, loro ma agli invece hanno uomini nove la anche loro partita. due risultati su tre. Perché comunque restano sempre a un punto, perché Sì, comunque, cioè anche loro il pareggio e va bene. Quindi in realtà per me sarà un pareggio, te lo dico subito, e sarà una partita molto simile a che dall'andata. Dopo, se purtroppo invece sarà una partita dove sarà l'arbitro la discriminante, molto probabilmente insomma, la partita la Rai in una maniera che si già. chiaro. La roba, a me non mi spaventa tanto la Juve, perché la Juve è una squadrutta, cioè la vinto anche 4D, insomma, con l'ultima in classifica, che se vedi, sì. Quindi per me una squadra così, come Calais, non sai, la Roma, il Milan secondo me è più forte, come che è un po' la Roma, come che è un po' il Bologna, come che sono anche squadre lì. Quindi no, sì, tatticamente e sulla parte dal gioco non mi spaventa per noi, quindi diserei. Però purtroppo l'arbitro farà la differenza, quindi bisogna di qui che sarà arbitrare. E secondo me il pareggio va bene a tutte e due, quindi sarà una partita molto probabilmente da X. Ma io personalmente sono un po' sulla scia di Agnol, cioè sono fiducioso, nel senso che è anche vero che qui che arriva il derby di sfavorite, di solita al passe, mettile così, ma secondo me a sto giro la forza e l'organizzazione di squadre e il gioco dall'Inter sono tanti di più di che dalla Juve. È vero che la Juve se si serie lavora, ti crea difficoltà, però insomma il gol te l'ha disegnato, quindi sì,
allora, non credo che saranno partite come l'andate, che no, secondo me. Invece credo che l'Inter proprio te accirerà di sbranaio dal primo minuto. Dopo magari mi sbagli e la squadra venirà squelata per ben, per dirsi proprio te chialai che sicuramente c'erano il culanus con il discorso arbitrale e quindi manza vorrà il culo, anche quando si va in scivolate, quando si salta, cioè proprio di evitare il più possibile qualsiasi tipo di inculate che potrebbe sentirannus, no? Dal punto di vista arbitrale. Io, cioè, il mio sogno sarebbe proprio un 5-0, un 4-5-0, ma proprio pam pam pam, 3-4 gol al print team, cioè proprio ti fai capire, fantastico, che chi ha l'Inter, guarda, si sei alle mierdis, la sai perdi, piuttosto facessi scavalcare di Milan, Napoli, Roma, eccetera, ma la sai perdi, anche per Allegri, perché Allegri mi sta massa sul culo, al di là dall'importanza o meno, cioè della bravura o meno di allenatore, ma proprio mi sta massa sul culo. Che dopo si anche un burattino pilotato dalla società, eccetera, ma anche al medi sopra, spara cagati, scaspare, quando fa sparagons inappropriati, no? Appunto tennistici o meno, alla di chiappare la vada di culo e di muse che ha di ricordarsi fin quando finisce il campionato. Perché io speri e volerei una vittoria nette che non sparte a quei 4 e dopo magari arrivando anche a vincere con l'Atalanta o pareggiare, aumentare i punti di stacco in maniera proprio che metà di febbraio, fin di febbraio, metti in metà marzo il campionato alle già che sacchette e vaffanculo a duce che gli altri. Così dopo si può Magari, slavinci ma la non sarà Champions. così. Quando ti smettuto il campionato, no? In bacheca tu puoi slavinci la Champions e quindi... E il prossimo anno fa esordì Valentin Carboni, che è stato dichiarato incedibile in settimana, non si sa di cui, però la società ha fatto capire chiaramente con il rifiuto da 20 milioni dalla Fiorentina. Ma il mio fattacca è lui, no? Carboni e Taremi, praticamente in Lautaro e Turam, Non a faccio fase capito. 300 milioni, no? E quindi risanno un po' i debiti e a te i Luis Carboni. Pasares però è quattro di attacco così il prossimo anno. Un giovane, Cazzo. un Boh, esperto, due titolari. due cadavers in campo, quindi come sostituto, come sono appunto Arnautovic No, e dai, Sanchez, oh. quindi. Su, dai. No. Non stai fammi attaccare il discorso Arnautovic perché se no altro che bestemmi. Avanti un Eh, minuto. allora, visto che al manchi un minuto, facciamo un po' di marchette che non guasta mai, lo signor di Sing Technologics, noi facciamo io di... facciamo Fraccai io di sul bottone, fraccai il bottone, no? Com'è? esatto, allora fraccati il bottone, i Sing anche 27 iscritti, quindi mi raccomandi, Oh, dai, per la prossima volta vi riesce a manco in 30, eh? Quindi sì, dai, alla fraccai il fine, bottone. allora, Angelo alle che il poi tecnico, no? A Stavio Din, che comunque è diverse in canustiale, che io ti vedo sicuramente i Gobos e di altre squadre, che però non si iscrive. Chissà che va sempre così, ma dai la possibilità di provare a fare qualche live dopo i 50 iscritti, e io darei che arrivare a fevelà di tutto qua. Dai, Siamo allora mi prima che raccomando, finisci. sì, Juve merda a tutti quanti, un Viva saluto, l'Inter! signor Din,